Io, se siete d'accordo, vorrei accogliere l'attenzione morale che c'è nelle parole di Rino Sotto, e quindi cercare di rispondere ad alcune delle cose che diceva, che praticamente diceva: cosa cavolo state facendo in Consiglio regionale? Non è che ci va bene in Consiglio regionale, però ne assumo tutta la responsabilità di Stato, anche perché devo rappresentare, certo di rappresentare chi mi è dentro. Allora, noi mercoledì prossimo vogliamo votare gli ordini del giorno sulle riforme istituzionali. L'unico ordine del giorno di perimetro culturale, ideologico, chiamiamolo così, che è stato presentato il nostro, l'unico. E noi abbiamo avvertito le altre forze politiche, e guardate che non è un ordine del giorno banale di provocazione sull'indipendentismo, è un ordine del giorno che dice: avere un robusto pensiero sulla propria indipendenza è un prerequisito per fondare il federalismo solidale, è un prerequisito per un patto serio con lo Stato, è un prerequisito per assumersi la responsabilità delle cose che dobbiamo fare noi, è su questo punto. Quindi non è un ordine del giorno. Adesso ci troviamo in questa situazione, che dentro il PD ci sono tante anime. L'anima che dice no alla Costituente, io posso dire che non lo capisco, perché un partito di sinistra tradizionalmente, io penso per esempio che una delle grandi rovine del PD sia stato diventare presidenzialisti, cioè non riuscire a marcare la distanza su un'idea che io non amo, ma che io non amo non vuol dire niente, ma che certamente non ha una radice in genere nei partiti cosiddetti. Allora, no alla Costituente, no all'uso del termine indipendenza, no all'uso del termine interdipendenza, e questo da una parte. Dall'altra parte c'è il PDL, dove c'è una posizione della Presidente del Consiglio che è molto prossima a quello che diciamo noi, Lombardo, che però è censurata totalmente censurata all'interno del suo gruppo, il quale il massimo che può fare è parlare di autonomia. E quindi la montagna è posto di creare Topolino, approveranno ragionevolmente un ordine del giorno che disciplinerà il percorso in commissione con l'auspicio che si conclude in 60 giorni, eccetera. Quindi non quello slancio di bandiera, di stendardo, di vessillo intorno a cui stringerci. Alla domanda: di più, che cosa si può fare se non cercare di provocare continuamente il bipolarismo tradizionale a rompersi? Di più, cosa si può fare se non parlare con singole persone e cercare di produrre uno scatto di coscienza e dire: non sto nel mondo dove sono abituato a stare, non sto più in quel mondo. Di più, per produrre un risultato in Consiglio regionale, se non si fa questo lavoro paziente di costruzione di un perimetro ideologico, di costruzione di forza morale delle persone che hanno la rappresentanza del popolo sardo, è difficile onestamente fare. Si può fare molto rispetto alla coesione sociale di Sardegna. È vero, ciò che ho detto è un po' deformato dalla preoccupazione sociale, però io l'avverto molto. L'avverto molto perché se noi in procedura abbiamo il 43% dei cassi integrati in tutta la regione, il
il 43% è qua, è immobiliare. Io mi devo far carico di queste persone e devo dimostrare che so farmene carico non soltanto assistendo, ma li devo anche assistere perché devono mangiare. E quindi devo avere un pensiero di come usare le risorse. Lo devo avere. E bisogna anche creare il consenso. Qui il sindacato ha una responsabilità di costruzione del consenso. Noi dobbiamo riuscire a capire come vincere l'emergenza redditi e l'emergenza lavoro avendo costi del lavoro superiori alle aree sviluppate. Noi questo problema non abbiamo più tempo per risolverlo. Però possiamo smetterla di fare demagogia. Quando si propone, si dice ai pastori del movimento di Flores che gli si dà 235 milioni entro il 31/12/2010. Quella è demagogia, ordine del giorno firmato da PDL e PD. Noi siamo usciti, ma noi siamo incini. Per dire insomma che l'euro è sotto, se con me tocca il piano della coscienza, cioè della responsabilità, tocca un nervo scoperto, perché il problema non è sentire la coscienza della responsabilità, è avere la forza per poterla tradurre in atti. E siccome non siamo violenti, l'unico strumento che un cristiano ha è quello di cercare di convincere sulle politiche di bilancio. Io ho scritto la legge sulla scuola che ci avrebbe protetto i precari. Mi sono trovato un'assessora al posto di un assessore e non l'ha applicata la legge. Non l'ha applicata. Oggi la nostra legge sul dimensionamento viene copiata dalle altre regioni e i sardi non sanno di averla. Per cui forse abbiamo un dovere comune. C'è la possibilità di smontare i due partiti principali, ma come un laboratorio in questo senso. C'è la possibilità di dire che si può avere il coraggio di uscire dal luogo in cui si è sempre stati, su patti chiari. C'è la possibilità di provocare l'università a occuparsi di Sardegna, cioè a tirare fuori persone che applicando il sapere universale sentono il dovere di applicarlo in prima battuta per risolvere i problemi della Sardegna. Io non sopporto che l'ingegnere venga formato per andare a Dubai e quando c'è da adattare una macchina che è in circolazione alle quantità che si possono lavorare in Sardegna è il contrario. Israele ha fatto l'università sulla dimensione dei suoi problemi. Noi facciamo l'università sulla dimensione della London School of Economics, mai sul nostro. Ci sono delle cose da fare. Poi c'è un'altra cosa. Dice la politica deve tornare ad avere il suo primato. La verità è che la politica non si occupa più delle persone. Quando faceva politica mi raccontò una volta che usava la Vespa e girava, aveva rapporti sociali. Oggi la politica non ha rapporti sociali. Parla e germonizza uno stile di voto su un simbolo. Non ha più rapporti sociali. Non riesce neanche a calibrare la dimensione. Ma come era fatto l'accordo di utilizzazione dei casi integrati tutta la cinquantina degli enti locali, no? Che poi è diventato un accordo generale. È un risultato politico importante, che è una filosofia. Anziché tenere i casi integrati a casa, li integro il reddito e li riprendo al lavoro. Li metto a lavorare su piani di utilizzazione. Ma su questo si può costruire coesione, si può... No, è passato come acqua fresca. Questo è un problema vero che abbiamo, di partiti che non sono più tra la gente, non sanno di che cosa ha bisogno la gente, non lo sanno. C'è un'emergenza educazione grandissima. La scuola produce persone con saperi superficiali. Dall'altra parte ci sono meccanismi così feroci imposti dal governo nazionale che c'è una tendenza a promuovere per tenere il lavoro in piedi.
per tenere il lavoro in piedi. Questa finanziaria dovrà affrontare un problema. Il governo nazionale ha tagliato 1.250 milioni di fondi di funzionamento sulle università. In Sardegna vuol dire 20 milioni di euro in meno. O li mettiamo noi, o le università soffrono moltissimo. La deformazione all'attenzione pratica ai problemi è un tentativo di riprendere un contatto. Certo che manca la cultura, certo che se la famiglia non educa un ragazzo ad essere indipendente e quindi a saper capire il mondo da solo, educere vuol dire condurre fuori. Se non gli dai i codici per leggere il mondo e essere autonomo nel mondo, è chiaro che io sconto poi, quando devo parlare con quel cittadino, un problema di comunicazione. È chiaro. Ma è tutta responsabilità della politica, oppure viviamo in tempi in cui anche chi è il marito, il padre e la madre di una bambina ha un livello di responsabilità che deve esercitare e che invece non esercita più. E non gliene frega neanche nulla di sentirsi dire che non lo esercita più. E il dramma è che chi fa politica non ha più la generosità che c'era un tempo, che vedeva nell'occuparsi degli altri il primo motore. Se non fai quell'apprendistato, cioè di interesse per gli altri, non ce la fai a tirare fuori poi quello spirito nazionale che dovrebbe avere il Consiglio regionale, che lei auspica. Io me la sento sulla pelle questa cosa. Ma come faccio se dalla base non ti interessa chi ti vive a fianco? Se c'è gente che vive che non sa neanche come si chiama il vicino, non lo sa più. Io capisco che quindi c'è un problema politico, c'è un problema morale, e chi risolve il problema politico non può risolvere il problema morale, non ci riesce. E allora, per stringere, noi facciamo la nostra parte, però smontiamo un po' di partiti tradizionali. Riprendiamo un percorso con cui si smontano i partiti tradizionali. Io credo che esista il perimetro giusto per poterlo fare. Non vedo altra strada per rilanciare una funzione di sovranità del Consiglio regionale come lei giustamente ha.